prova microfono, prova microfono, prova. Prova microfono. Non sente l'audio. Ora? Prova. Ora? Prova microfono. Prova microfono. Prova microfono. Prova microfono. Se no c'è da cambiare un parametro speed su OBS. Cattura audio e cerca Se si collega cattura audio. È collegato con me lui. Prova microfono. 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 Prova. Senti? Senti così? Vai. Senti? Senti così? Vai. Prova microfono. Prova microfono. Prova. Manda una foto. Quella lì? Prova microfono. Prova. Ok. Così?
Prova, prova, prova. Prova, prova, prova.
Con il numero 1, Vespi, Alessandro. Poli. Numero 8, Vai, si sente, si sente. Vai. Vai, si sente, si sente. Vai. C'è un po' di ritardo, C'è un po' di ritardo, Formazione titolare. Benelli, Tommaso. Formazione titolare. Benelli, Lorenzo. Tommaso. Capuano, Alberto, Lorenzo. Capuano, Maurizio Alberto. Valdesi e in porta Vesti Maurizio Francesco. Valdesi. In porta Vesti Francesco. Prova, prova, prova. Mi senti? Mi senti? Prova, prova, prova. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Parlate in generale. Prova, prova, Allora lui sta prova, prendendo prova. Funziona. Funziona. Alla destra?
Ora? Ora? Siamo partiti? Siamo partiti? Gente ora. Gente ora. Andreini per Andreini per Ungari Ungari Partenza del Prato con Baldesi, passaggio per Capuano, per suo fratello Lorenzo, Baldesi, Capuano, passaggio in mezzo, recuperato dal Sarzana, contrasto tra Capuano e Perroni. Fischia l'arbitro meglio. Palla a favore per il Prato. Capuano nei parasinti di Perroni. Si riparte Capuano e Baldesi. Passaggio per Capuano, tiro, parata del portiere del Sarzano. A 2. Contropiede del Sarzana, Perroni, per Andreini non funziona, contropiede del Prato, Baldesi per Capuano, non funziona, Lavagetta, Andreini, Perroni, tiro, fuori dalla porta, contropiede del Prato, Baldesi, per Capuano, palla Baldesi che passa su Capuano, che appoggia dietro per Capuano Alberto, che prova il tiro dalla distanza, non va, palla recuperata dal Prato per Baldesi al centro che recupera palla il Sarzana con il numero 13 che tenta il tiro ma non va, recupera palla l'Hockey Prato. Benelli con la pallina che però perde palla per un intervento di Ungari che riparte in attacco, che appoggia dietro e ancora per Lavagetti. Il Sarzana fa girare la pallina tentando di muovere la difesa del Prato, il portiere è attento, Baldesi fa buona guardia. Pallina fuori, tenta il tiro di Lavagetti per una spizzata che non va, recupera palla l'Hockey Prato con Capuano Lorenzo che riparte con Baldesi che va avanti in contropiede, che arresta e appoggia all'indietro per Capuano Lorenzo, per Baldesi, per Benelli, Capuano Lorenzo. Capuano Lorenzo tenta ma perde palla, il Sarzana recupera palla e risale
con il numero 46 con Perroni che tenta da dietro la porta. C'è il tiro di Ungari che para Vespi. Riparte Alberto Capuano per Baldesi che tenta la percussione. C'è il palo alla destra del portiere del Sarzana che impedisce il vantaggio della squadra pratese. Sarzana in avanti, Ungari, Perroni, Andreani, Lavacetti, ancora Andreani, fanno girare la pallina i giocatori del Sarzana. Recupera pallina il Prato con Baldesi che tenta la percussione. C'è il fallo, subisce fallo. I giocatori del Prato chiedono la distanza. C'è il fischio della punizione per battuta da Capuano per Baldesi che tenta il tiro e c'è il gol di Maurizio Baldesi e il Prato è 1-0. Perroni Urdani. Partenza per il Prato con Alberto Capuano per Benelli, per Baldesi, tira al volo, Benelli per Baldesi, cerca il tiro, palo, contropiede del Sarzana, parata di Vespi, mamma che cazzo è sbagliato. Perroni per Ungari, per Perroni, Lavacetti, Andreani, Ungari, Capuano per Baldesi, Capuano per suo fratello, Baldesi, contropiede Sarzana, Lavacetti per Perroni, trovano contro uno fuori dalla porta, c'è un fallo forse, a favore per il Sarzana. Ungari forse si è fatto male. Prende il gioco con Baldesi che appoggia al numero 21 Capuano Alberto, ancora per Baldesi, Baldesi per Capuano, viene fatta girare la pallina dalla formazione laniera che è in attacco e Capuano tenta il tiro fuori di misura, recupera la formazione di Sarzana con il numero 77 Lavacetti
che tenta la percussione, tenta una serie di finte e indietreggia, che appoggia per il numero 46 Perroni. C'è una spizzata in palla alta, quindi recupera la pallina il Prato, che la perde, recupera il Sarzana e può ripartire in contropiede, e c'è il tiro alla quale Vespi si oppone. Ancora il Sarzana in attacco con Ungari. Ancora Ungari che tiene pallina, che appoggia dietro al numero 46 Perroni, e l'arbitro fischia palla alta, time out per la squadra pratese. È il 16° minuto e 09 e i lanieri conducono per 1-0 sul campo di casa. Il Prato effettua anche 2 cambi, dentro il numero 8 Lorenzo Mugnai e il numero 11 Andrea Santoro, fuori Benelli e Alberto Capuano. Riprende il gioco la formazione pratese con Mugnai sulla pallina, che appoggia per Baldesi. Capuano Lorenzo, Santoro, Baldesi che va, appoggia per Mugnai che appoggia per Santoro, prova il tiro Capuano, viene intercettato dalla difesa del Sarzana, che riparte con il numero 8 Andreani, e c'è il fischio dell'arbitro per i 10 secondi. La pallina ripassa alla formazione laniera con Baldesi, che appoggia all'indietro per Mugnai, ancora Baldesi per Capuano. Capuano tenta su Santoro ma non va, recupera il numero 77 Lavacetti del Sarzana, che riparte, che appoggia Andreani, ancora il Sarzana in avanti. Sarzana tenta al centro, passa dietro la porta con il numero 9 Panello, ancora ma perde palla e riparte con Santoro il Prato. Chiede palla Capuano, che la ottiene ma è pressato e la perde. Recupera ancora Baldesi in avanti per Santoro, che non afferra per il possibile 2-0, e riparte la formazione del Sarzana. Ottima parata di Vespi, che si salva in 2 tempi. Riparte il Prato in contropiede ma perde palla. Recupera palla il numero 77 Lavacetti, ancora il Sarzana in avanti con il numero 9 Panello, pallina al numero 46 Perroni, Lavacetti, ancora Lavacetti affrontato da Baldesi, indietro, sono 16 secondi prima del tiro. Recupera palla la difesa del Prato con Mugnai, che appoggia per Capuano, per Santoro, ancora Mugnai
Capuano, Capuano Lorenzo, Baldesi, Baldesi in progressione, cerca di far muovere la difesa del Sarzana. Baldesi che attacca sulla destra, che appoggia dietro ma non va, sbaglia il passaggio, recupera Lavagetti, ancora in avanti il Sarzana, tenta il tiro, ottima parata di Vesti che si oppone. Numero 46 Perroni. È entrato per il Sarzana il numero 6 Pistelli. Sarzana che tenta l'affondo ma non va, recupera palla Baldesi e riparte in contropiede, c'è il tiro e il palo del secondo palo dell'Hockey Prato che nega il gol a Baldesi, che riparte ancora sulla sinistra. C'è il giro per Santoro che non aggancia, la difesa del Sarzana è attenta, ancora Baldesi che non va. Fuori per Mugnai e ricomincia, il Prato ricomincia da fuori in cerca di una soluzione lo possa portare alla conclusione. Capuano per Santoro e c'è il gol e c'è il 2-0 di Andrea Santoro con il numero 11, ha segnato Santoro a Andrea. Con il gol c'è il time out chiesto dalla squadra di Sarzana, che fino ad ora è stata attenta. Questo è il time out del Sarzana. Il time out è finito, il portiere del Sarzana richiede attenzione all'arbitro per sistemarsi il casco e la maschera. Sono 11:34 i minuti sul cronometro ancora da giocare della prima frazione, che vede la formazione pratese in vantaggio di 2-0 nei confronti del Sarzana. Si riparte con Vanel sul dischetto sulla pallina, che riparte e appoggia sul lato destro per Andreani. Sarzana in attacco, Mugnai fa buona guardia, che rilancia e parte per Santoro, che va in progressione ma subisce fallo. Si ripartirà sulla tre quarti in attacco, sulla pallina Capuano e Mugnai. Mugnai che appoggia a Santoro, ancora Mugnai per Baldesi, Baldesi per Santoro. La formazione laniera fa girare pallina, appoggia sul nuovo entrato 99 Andrea Poli, che appoggia per Mugnai.
pressato dalla formazione del Sarzana che perde palla. Questa formazione del Sarzana la recupera con il numero 46 Perroni che avanza, che appoggia per Pistelli. Ancora la formazione del Sarzana che cerca di smuovere la difesa del Prato per creare un varco per accorciare le distanze. Il numero 46 Andreani, Perroni, scusate. Pallina recuperata dalla formazione pratese con Baldesi per lo scadere dei 45 secondi per Santoro. Capuano Lorenzo. Parte Poli in progressione, si fa vedere, non va. La difesa del Sarzana sembra attenta, recupera pallina Mugnai che prova da fuori ma non va. Palla recuperata. C'è uno scontro fortuito di pallina. Sembra tutto ok per il giocatore numero 46 del Sarzana, Perroni. Riparte il Sarzana in attacco. Prova il gioco dietro porta che non va, recupera la formazione pratese con il numero 99 Poli che appoggia per Santoro, il quale è attaccato ma fa fallo. Riparte il Sarzana, c'è il tiro del numero 8 Andreani che non va. Poli pressato all'angolo, riesce a liberarsi e a dare via per Santoro, il quale commette infrazione di 10 secondi. Riparte quindi la pallina per il Sarzana. Andreani dietro porta, cerca un compagno libero che si possa smarcare per Perroni che prova il tiro intercettato da Santoro ma recupera. Ancora Sarzana in attacco dietro per Pistelli che tenta il tiro da fuori, non va. Recupera Capuano Lorenzo. Tenta il tiro ma viene intercettato al portiere. Recupera il numero 99 del Prato Andrea Poli che appoggia per Lorenzo Capuano ma intercettato. Appoggia dietro per Lorenzo Mugnai. Andrea Poli, Santoro, Lorenzo Mugnai per Lorenzo Capuano che prova il tiro e lo para il portiere del Sarzana, il quale riparte in attacco con il numero 46 e c'è il gol e il Sarzana accorcia le distanze con il numero 46 Perroni quando mancano 7:37 alla fine del primo tempo. Il Sarzana ha accorciato le distanze, quindi Prato 2 Sarzana 1 quando mancano 7 minuti e 37 alla fine della prima frazione di gioco. Si riparte, è rientrato in pista per i Lanieri il numero 21 Alberto Capuano che riceve palla e appoggia per il numero 99 Poli, che appoggia per Capuano Lorenzo che prova il tiro dalla distanza e non va, intercetta il numero 46 Perroni, molto attento in difesa. C'è un fallo del numero 6 Pistelli a
a metà campo nei confronti del numero 8 Mugnai, e i lanieri possono usufruire di questa punizione all'altezza della metà del campo. Si riparte con il numero 21 Capuano, il numero 8 Mugnai che avanza sulla destra, gira dietro porta, attaccato dal numero 9 Vanello. Mugnai appoggia per Poli, che in progressione sul lato destro avanza, si difende, attaccato dal numero 6 Pistelli, che gli recupera palla e può ripartire in attacco il Sarzana, ma viene intercettato dal numero 21 Capuano, che apre per il 99 Poli, che mette una splendida pallina nel centro che Capuano non arriva. Recupera il Sarzana e riparte in attacco con il numero 9 Vanello, che appoggia dietro per Perroni, che tenta il tiro e trova un ottimo Vespi che si oppone. Riparte il Prato con il numero 99 Poli, che appoggia Capuano Lorenzo, il quale prova in progressione, appoggia per Mugnai, che non prende la pallina e si vanifica così un'azione di attacco del Prato. Quando mancano 5 minuti e 52 secondi alla fine del primo tempo, si è fermato un attimo il gioco su richiesta del portiere pratese per asciugarsi la maschera e il viso. Ha richiesto così l'attenzione dell'arbitro, prontamente ha fermato. Una partita fino adesso sostanzialmente corretta, che non ha visto decisioni particolari da parte dell'arbitro. Il signor Mele, è ripartito il confronto con il Sarzana in attacco, tenta il gioco dietro porta ancora il numero 13 Ungari, che appoggia, che però perde palla e riparte con Baldesi, che però perde palla nuovamente, la recupera Pistelli, che appoggia per Ungari. Ungari che tenta il tiro da fuori, ma viene intercettato e riparte il Prato con Poli, che allunga per Capuano, che scarta il giocatore del Sarzana, tenta il tiro ma trova l'ottima risposta del portiere del Sarzana. Il Sarzana formazione riparte con Ungari, riparte con Baldesi, che allunga in contropiede per Mugnai, tenta il tiro, non va, fa la barba al palo. C'è un fallo di Baldesi nei confronti del Sarzana. La situazione falli è 3-3 e c'è il tiro improvviso del numero 9 Vanello, che porta la formazione rossonera in parità. Quindi sono 2-2 quando mancano 4 minuti e 35 secondi alla fine del primo tempo e c'è un time out. La formazione pratese in occasione del pareggio ha da recriminare una disattenzione difensiva che ha portato la formazione rossonera al pareggio. Fino ad ora è stata una partita giocata con attenzione,
vediamo il proseguo. Si ricomincia. A centrocampo il numero 21 Alberto Capuano, pronto a battere al fischio dell'arbitro. Si ricomincia. Capuano per Baldesi che avanza in progressione, che appoggia per Capuano che perde pallina, ma la recupera Poli. Poli attaccato al numero 13 Ungari, ancora chiede un fallo ma non c'è niente. Baldesi recupera palla ma lo fa da terra, c'è un fischio dell'arbitro e riparte la formazione del Sarzana. Mugnai recupera, ottimo recupero, che parte in progressione e c'è un fallo e c'è un cartellino blu in arrivo per la formazione del Sarzana. Cartellino blu rimediato dal numero 13 Ungari. Sicuramente un fallo punibile col cartellino, ma assolutamente senza cattiveria. Sulla punizione di prima va il numero 21 Alberto Capuano, che parte e realizza il gol del 3-2 per la formazione laniera. Quando mancano 4 minuti e 0-2 alla fine del primo tempo e l'Hockey Prato si riporta in vantaggio grazie alla rete del numero 21 Alberto Capuano a seguito di cartellino blu. Riparte la formazione del Sarzana con il numero 77 Lavagetti, che gioca dietro porta e appoggia all'esterno per il numero 46 Perroni. Sarzana in attacco con il numero 8 Andreani, che studia la difesa del Prato, che appoggia fuori per il numero 46 Perroni e il Prato recupera palla con il numero 5 Baldesi. Poli, Mugnai, Baldesi che fa girare pallina, Capuano, Mugnai, ancora Baldesi, Capuano che parte in progressione sulla sinistra, serie di finte nei confronti di Mugnai, tenta il tiro ma viene deviato. Ancora Baldesi per Mugnai, Poli, pallina recuperata dal numero 46 Perroni del Sarzana. Sarzana in attacco con il numero 9 Vanello, che appoggia a Lavagetti, Andreani, Perroni tenta il tiro dietro la porta ma non va, recupera Baldesi che riparte in progressione in contropiede, cerca l'1 contro 1 ma perde pallina e riparte il Sarzana con il numero 46 Perroni. Ancora Mugnai, recupera in difesa, il quale va avanti, l'appoggia per Baldesi che tira e colpisce il palo. È il terzo palo dell'Anieri. Ancora Hockey Prato in attacco con il numero 99 Poli, che appoggia per Capuano, il numero 5 Baldesi, Poli, Capuano, Alberto. Capuano in progressione, serie di blocchi. Non va dietro la porta. Manca 1 minuto e 12 secondi alla fine della frazione di gioco, della prima frazione di gioco. Il numero 99 perde pallina e l'Hockey Sarzana, scusate, la recupera per poi riperderla per far partire Baldesi. Poli ma intercetta il portiere del Sarzana
Un'altra occasione sprecata dai lanieri. Il Sarzana riparte con il numero 77 Lavacetti. C'è stato uno scontro di gioco tra Mugnai e Lavacetti, ma sembra niente di volontario. Un scontro di gioco che richiede l'intervento dei sanitari della Croce Rossa, la quale ringraziamo per la loro presenza all'interno del Pala Maliseti a Prato. I giocatori del Prato usufruiscono per riposarsi. Sembra si rialza il giocatore, sembra niente di grave. Il numero 77 Lavacetti, che sembra abbia preso un colpo alla gola, ma niente di importante. Si rialza e sta bene. Si riparte col possesso palla di Sarzana. Per Pistelli, al numero 8 Andreani, il quale cerca una progressione a dietro porta ed esce da dietro porta e appoggia fuori. Intercetta palla il numero 8, che viene intercettato da Baldesi, che gli ruba palla, il quale va all'angolo e cerca di uscire. Recupera palla il numero 13 Ungari, prova il tiro il numero 8 del Sarzana Andreani, ma c'è il fischio dell'arbitro per la fine della prima frazione di gioco, che manda le due squadre negli spogliatoi e a riposo. Un buon primo tempo di entrambe le squadre, i gol caratterizzati da disattenzioni difensive che al momento portano il risultato di 3-2 nei confronti a favore della squadra pratese.
Siamo nuovamente in diretta dal palazzetto a Prato, dal Pala Maliseti, per l'incontro di Coppa Italia Hockey Prato 54 Sarzana di Serie A2, dove vede i padroni di casa condurre per 3-2. Siamo in attesa che i portieri prendano posizione e in attesa che il signor Mele dia il fischio d'inizio del secondo tempo della partita. La situazione falli è 3-3. Sulla pallina il numero 21 Capuano e si riparte per Baldesi. Baldesi che avanza, tenta il tiro e trova l'opposizione del portiere del Sarzana. Baldesi recupera, ancora in progressione sulla sinistra, che tenta il tiro e non va sul balaustra, ma recupera Benelli, che appoggia per Baldesi, che gira a Capuano. Capuano tenta protezione e vede l'opposizione dell'ottimo portiere del Sarzana. Si riparte con una rimessa laterale, pallina che è fuoriuscita dal campo di gioco. Capuano Alberto per Baldesi, che avanza, che tenta il tiro. C'è uno scontro fortuito di gioco tra il numero 13 Ungari e il numero 3 Capuano Lorenzo, niente di grave. E il Sarzana che recupera palla, ma la recupera prontamente il Prato, che non aggancia con Capuano. E il Prato perde nuovamente pallina, può ripartire il Sarzana con il numero 46 Perroni, che appoggia il numero 13 Ungari per il numero 8 Andreani. Andreani per Ungari, ancora tenta il tiro il numero 46 Perroni, che non va, intercettato, ma ancora il Sarzana in fase di attacco per il numero 8 Andreani. Riceve pallina il numero 13 Ungari. Adesso il numero 8 Andreani, allo scadere dei secondi, ma l'arbitro lascia giocare. La pallina in possesso della formazione laniera con il numero 21 Capuano Alberto e il numero 6 Benelli. Ancora Capuano che indietreggia, che chiede uno scambio con Baldesi. Capuano che fa un avanzamento sulla destra, appoggia dietro per Capuano Lorenzo. Ancora Baldesi che tenta il tiro e non va e recupera. Ancora la formazione pratese in attacco con Capuano che tenta il tiro, e la formazione rossonera recupera pallina e può ripartire in attacco con il numero 46 Perroni. Ancora Perroni in possesso palla, che appoggia al numero 8 Andreani, che tenta un'alza e schiaccia, intercettato. Può ripartire il Prato con Baldesi. Capuano Alberto, Baldesi Maurizio, Capuano Lorenzo, Alberto Capuano in progressione, che scarta un avversario, ma cerca il tiro e non va. Recupera il Sarzana, che va in attacco e si mangia il gol del pareggio, ma riesce a recuperare palla con Lavacetti. Il numero 8 Andreani che tenta il tiro, ma un ottimo Vespi
si oppone. Ancora il Sarzana in fase di attacco, recupera Perroni, Lavagetti, Ungari che perde palla ad opera di Baldesi che riparte lanciando Capuano. Lorenzo che perde l'attimo ed è costretto a ripartire, a rilanciare dietro per Baldesi e tenta il tiro ma non va, non c'entra allo specchio della porta. Riparte il numero 77 Lavagetti che si porta avanti in progressione, il tiro va alto, riparte la formazione bianco-azzurra con Baldesi, Capuano, Alberto, Benelli che intercetta, recupera la formazione pratese con Capuano che avanza, si arresta per Baldesi, appoggia all'indietro per Capuano Alberto, per Capuano Lorenzo che gira a Baldesi, Capuano Alberto, il numero 21 pratese avanza, tiene pallina che poggia al centro per Capuano, Lorenzo che sigla il 4-2 per la formazione laniera. Capuano Lorenzo lasciato incredibilmente solo davanti al portiere che non ha fatto altro che spingerla in rete dalla parte opposta del portiere e porta il punteggio sul 4-2 quando mancano 19 minuti e 39 secondi alla fine del secondo tempo della terza giornata di Coppa Italia, che vede l'Hockey Prato 54 e il Sarzana a confronto. Parte la formazione rossonera in attacco con Ungari che appoggia per Perroni che tenta il tiro, ha intercettato ma recupera Ungari appoggia a Lavagetti, prova il tiro ma c'è un pallina alta, riparte la formazione pratese con Baldesi che appoggia per Capuano, il quale appoggia al centro che per Capuano Alberto che non aggancia e il portiere del Sarzana si oppone. Benelli, Capuano che tenta la progressione, c'è il fallo. C'è anche il primo richiamo verbale nei confronti del numero 13 Ungari. Dicevamo un richiamo verbale al Sarzana che in questo momento è in attacco con Ungari che fa una progressione che subisce fallo al limite dell'area da Benelli.
quale continua a protestare. Il fallo c'era senza dubbio, ma senza cattiveria. In barriere ai 3 metri Baldesi e Capuano che intercettano, e può ripartire la formazione pratese con Baldesi che appoggia per Benelli, che sbaglia clamorosamente a porta vuota su destra, e può ripartire il Sarzana, ma che non aggancia né vanifica un ottimo contropiede. Ancora la formazione del Sarzana in attacco con il numero 46 Perroni che avanza e tenta il tiro, e l'ottimo Vespi Francesco para. Riparte il Prato con Capuano Alberto per Capuano Lorenzo che appoggia Baldesi. Capuano Lorenzo per Baldesi che ricomincia da dietro con Capuano Alberto che avanza, sfrutta un blocco, tenta la penetrazione, non va, perde pallina che la recupera prontamente il Sarzana con il numero 13 Ungari che avanza, tenta il tiro ma non vede la porta. Ancora il Sarzana in attacco con Ungari alla destra del portiere del Prato. La pallina viene fatta girare dalla formazione rossonera. Tentano una percussione in attacco sulla destra, il gioco è dietro porta di Perroni che però ottiene un calcio di rigore. Quindi dicevamo che il signor Mele ha decretato il rigore contro la formazione pratese. Sul dischetto è pronto Ungari. Il signor Mela attende la posizione del portiere Laniere. Ungari è tutto pronto. E c'è il gol del Sarzana. E c'è il gol del Sarzana del numero 13 Ungari che accorcia le distanze e porta la formazione sul 4-3 quando mancano 16 minuti e 09 alla fine del secondo tempo. Si riparte, è entrato il numero 8 Mugnai che tenta il tiro che non va, e c'è uno scontro tra Baldesi e Ungari, entrambi a terra. Sembra il signor Mele fa cenno allo staff medico di entrare in pista.
giocatore del Sarzana è rimasto a terra. Si spera niente di grave. Sembra che il giocatore del Sarzana abbia preso un colpo alla testa, in questo momento è seduto, lo aiutano a rialzarsi ed esce, sembra niente di particolare. È il numero 13 Ungari che esce col ghiaccio sulla testa, accompagnato dai sanitari in panchina. Si riparte con punizione in favore del Sarzana quando i falli di squadra per il Prato sono 6, mentre per la formazione rossonera sono 3. Quando mancano 15 minuti e 57 alla fine del secondo tempo della partita. Il Sarzana in attacco col numero 46 Perroni che appoggia per il numero 9 Vanello, ancora cerca la progressione, non va, intercettato da Santoro ma riperde la pallina e la recupera Sarzana con Lavagetti. Pistelli, Lavagetti, ancora il Sarzana in attacco, scadono i 45 secondi e riparte la formazione laniera con Baldesi che avanza, che appoggia per il numero 8 Mugnai, che appoggia per Benelli, fa girare la pallina con Baldesi, Mugnai, Benelli, ancora Mugnai che cerca un taglio di Santoro che non c'è, che però intercetta, per Baldesi che tenta il tiro che non va, Mugnai non riesce a intercettare per spizzare a rete. Sarzana riparte in attacco, recupera palla il Prato con Baldesi che prende l'ennesimo palo della serata, è il quinto palo. Lavagetti prende in contropiede ma chiede un fallo che a mio avviso non c'è. Riparte il Prato, Benelli, Mugnai, Baldesi, che chiede una sovrapposizione, che appoggia per Benelli che tira ma il portiere del Sarzana Pettenuzzo para. Ancora la formazione bianco-azzurra in attacco con Santoro, Benelli, che tenta il tiro dall'esterno che non va, recupera il Sarzana con Lavagetti che parte in contropiede affrontato da Benelli, il quale fa fallo a circa 1 metro dal limite dell'area di rigore. Non c'era aggancio e probabilmente non c'erano gli estremi per un cartellino. Il fallo, c'era una spinta e c'era.
Si riparte con una punizione di prima assegnata al Sarzana in quanto giocatore lanciato a rete. Sul cerchio del tiro di prima c'è il numero 9 Vanello. Tutto pronto, si attende la partenza, c'è il fischio, Vanello contro Vespi e Vanello realizza il gol dei 4 pari. In questo momento la formazione bianco-azzurra deve ritrovare la quadra e ritornare a difendere e ad attaccare come nella prima frazione di gioco, che li vedeva avanti di 2 reti. Il punteggio è adesso sul 4 pari quando mancano 13 minuti e 11 secondi alla fine della partita. Dopo il gol del Sarzana su tiro di prima si riparte dopo il time out. La formazione del Prato è già schierata, si attende il Sarzana che rientra dalla fine del time out. Sulla pallina il numero 11 Santoro che appoggia per Capuano per Baldesi. Baldesi che fa girare pallina. Baldesi attaccato dal numero 9 Vanello. Baldesi che avanza, Baldesi con una serie di finte cerca la percussione ma perde palla col numero 6 Pistelli. Il numero 5 del Prato subisce fallo, batte sulla punizione ma perde pallina e la recupera Pistelli. Che appoggia al numero 77 Lavacetti per il numero 46 Perroni. Ancora Vanello in attacco che perde pallina, recupera il Prato che avanza con Capuano, Lorenzo che appoggia per Baldesi. C'è un fallo non visto probabilmente dal signor Mele, sicuramente involontario. Il numero 5 Baldesi ha subito un colpo al volto, i 2 giocatori si danno il 5 e il numero 46 Perroni sportivamente chiede scusa per l'involontarietà del fallo. Si riparte con dicevamo si riparte con la pallina in possesso del Prato sull'angolo basso dell'area. Sulla pallina il numero 8 Mugnai che appoggia per Santoro, il quale cerca la progressione personale ma non va, viene chiuso dalla formazione rossonera, costretto a riniziare il gioco per Baldesi a metà campo
che c'è il tiro e parata del portiere del Sarzana, Pettenuzzo, ancora palla recuperata a Mugnai per Baldesi che non va e il Sarzana può ripartire con il numero 46 Perroni. Perroni in progressione sulla destra che passa dietro porta a Vanello, c'è uno scambio, Lavagetti che tenta il tiro, non va, para Vespi, recupera Mugnai per Baldesi per Capuano che intercetta e non va. Sarzana tira ma spreca un'occasione, recupera il Prato con Mugnai e poi Baldesi che avanza per Mugnai che tenta il tiro e intercetta il portiere. L'arbitro fischia un fallo contro la formazione laniera. Riparte il Sarzana con il numero 77 Lavagetti che ha qualcosa da dire al signor Mele. Perroni, Baldesi su Perroni che scarica all'indietro per Lavagetti che per Vanello sul lato sinistro che appoggia ancora per Lavagetti, Perroni, Vanello in attacco ma perde palla, recupera Baldesi che può ripartire ma la difesa del Sarzana è già schierata e quindi si vanifica un ulteriore contropiede della formazione pratese che c'è al tiro ma ancora è in possesso palla in zona attacco. Per Capuano Lorenzo in progressione che tenta il tiro ma non va, para il portiere del Sarzana e riparte la formazione rossonera con Perroni attaccato da Baldesi che però resiste, Sarzana tiene palla, tiro da lontano che non va, che l'ottimo Capuano intercetta e può ripartire, fa girare palla, tenta un'azione personale da dietro porta ma viene intercettato, riparte il Sarzana, in questo momento in attacco il numero 9 Vanella affrontato al numero 8 Mugnai, il quale recupera la pallina che appoggia per Baldesi in progressione in avanti, fa tutto lui ma perde palla che però prontamente recupera Capuano. Mugnai che tenta il tiro che para il portiere del Sarzana. Si richiede la distanza. Santoro, Capuano tenta il tiro dalla distanza, non va, recupera palla al numero 8 Mugnai in attacco che appoggia per il numero 3 Capuano che però scivola, perde palla, attenzione, lancia Vanello in contropiede ma l'ottimo Vespi si oppone al possibile 5-4 del Sarzana ma c'è un ribaltamento di fronte, subito il Prato in attacco con Santoro dietro per Capuano. Baldesi nel frattempo chiede calma ai suoi, riparte il Sarzana con il numero 46 Perroni che appoggia dietro per Lavagetti, ancora Perroni, Sarzana in progressione con Lavagetti che appoggia Perroni,
che appoggia indietro per Pistelli, Lavagetti, Vanello, cerca Perroni che aggancia sul lato sinistro, che trova un Vanello a metà pista. E c'è lo scadere dei 45 secondi e la formazione laniera richiede il time out. Durante il time out uscì il numero 8 Mugnai ed entra il numero 99 Poli. Si riparte con Vespi Francesco, Baldesi Capuano, Alberto, Santoro Andrea, Poli Andrea. Santoro in possesso pallina nei confronti di Alberto Capuano, Baldesi, Santoro, Capuano, Santoro, Poli, Baldesi che tira dalla distanza e para il portiere rossonero. E c'è stata una traversa clamorosa del Sarzana. Ancora la formazione rossonera in attacco, che da quando ha fatto il gol del pareggio del 4 pari, quando mancano 6 minuti e 34 alla fine, ha preso fiducia. La formazione pratese in attacco in questo momento con il numero 21 Capuano, ancora Capuano per Poli, Poli che fa girare la pallina, che tenta il tiro dalla distanza ma non va, recupera la formazione del Sarzana con Perroni, recupera in difesa Baldesi, ancora Baldesi in avanti che tenta il tiro, non va, non prende la porta. Riparte il Sarzana in attacco che tira e centra il 5-4 che porta la formazione rossonera in vantaggio con una bordata da metà campo che sorprende il portiere del Prato Vespi, e questo porta la formazione rossonera sul 5-4 quando mancano 5 minuti e 51 alla fine della partita. Riparte il Prato con Baldesi, un'azione personale e passa a Poli che aggancia e porta la formazione pratese sul pareggio, sul punteggio di 5 pari con il numero 99 Andrea Poli, il quale si fa trovare libero davanti al portiere e non può far altro che insaccare alla sinistra del portiere del Sarzana. Sul punteggio di 5-5 quando mancano 5 minuti e 43 secondi. Riparte il Sarzana con il numero 46 da metà campo per Lavagetti che appoggia il numero 8 Andreani e il numero 13 per il numero 13 e c'è un fallo
La formazione rossonera richiede la punizione mediante cartellino blu, ma l'arbitro Mele non è di questo favore, non è di questo parere, scusate. È una punizione a 1 metro circa dall'area. Battuta la punizione, l'arbitro ferma il gioco e c'è un time out richiesto dalla formazione rossonera del Sarzana. Nel time out ricordiamo gli sponsor di Start It, Fit 2, Fedi, Spa Group, Sarind, Thermoservice, Pelli Raffaele, Rizzo Costruzioni, Flindex e il gruppo Senesi, i quali contribuiscono per la realizzazione del progetto dell'Hockey Prato 54, che ricordiamo ha investito molto nel settore giovanile, ricreando dopo diversi anni un bel vivaio di ragazzi. Si riparte sulla pallina Capuano Lorenzo dopo il time out chiesto dalla formazione rossonera. Tutto è pronto, attendiamo che Pettenuzzo riprenda posizione tra i pali sulla pallina Capuano Lorenzo. C'è il fischio del signor Mele, si riparte con Baldesi. Pagetti per Vanello, Andreani alla ricerca di un compagno in attacco nei confronti di Ungari, che però perde palla, recupera Alberto Capuano per Baldesi,
Baldesi ancora indietro per Alberto Capuano che appoggia al fratello Lorenzo Capuano, per Baldesi che appoggia per Capuano, ancora Capuano, Lorenzo in avanti che tira, non va a para il portiere del Sarzana, ma recupera Capuano Alberto che tenta una conclusione da solo ma viene intercettato. Riparte Lavacetti per la fermazione rossonera con il numero 8 Andreani, ancora Lavacetti che tenta il tiro dalla distanza ma non va e intercetta Poli che lancia Capuano che si trova in progressione e sigla il 7-5 con un contropiede spettacolare che mette la pallina alle spalle del portiere del Sarzana quando mancano 3 minuti e 11 secondi alla fine del secondo tempo. La formazione laniera è in vantaggio di 2-0, di 2 reti col punteggio di 7-5. Riparte il Sarzana con Ungari quando mancano 3 minuti e 2 secondi alla fine del match, dove vede in vantaggio l'Hockey Prato di 2 reti. Avanti per Poli, ancora una incursione dei lanieri con Baldesi che non vanno, recupera Poli, Baldesi, Lorenzo Capuano che appoggia per Alberto Capuano che cerca l'1 contro 1, non va ma preferisce appoggiare all'indietro quel Baldesi che rimposta per Poli. Poli attaccato da Ungari, riesce a resistere. Poli in avanti in attacco, ancora attaccato, alleggerisce per Alberto Capuano che passa a Capuano, Lorenzo e Baldesi che tira, ma c'è il recupero da parte del Sarzana e c'è un tocco del Prato. Si riparte con una rimessa per Sarzana con il numero 77 Lavacetti che imposta, viene avanti, che appoggia per il numero 13 Ungari, affrontato da Poli che lo fa indietreggiare fino nella loro metà campo. Poli subisce un fallo che l'arbitro vede, che prontamente fischia. La situazione falli è 8 del Prato e 5 ospiti. Quando manca 1 minuto e 44 mi sembra che il numero 13 del Sarzana e il numero 99 Poli abbiano ancora da ridirsi qualcosa, ma l'arbitro ha prontamente intervenuto e ha sedato gli animi immediatamente. Si riparte con Capuano Alberto che possiede pallina per Poli e c'è Poli, il numero 99 a terra, i quali richiedono un fallo. Gli animi si stanno scaldando perché le due formazioni non intendono mollare un centimetro di campo quando manca 1 minuto e 7 secondi alla fine del match, dove vede la formazione del Sarzana in attacco che colpisce il palo con il numero 8 Andreani, recupera Capuano Lorenzo che appoggia Baldesi che giostreggia la pallina a metà campo e appoggia per Capuano. Continuano le scaramucce tra il numero 13 Ungari e il numero 99 Poli che si disinteressa completamente e va al tiro che però viene parato dal portiere del Sarzana. Mancano 30 secondi alla fine del match che vede il Prato avanti di 2 reti col punteggio di 7-5, dove il Prato in questo momento ha una situazione di 9 falli
deve stare molto attento a non fare il decimo, che può portare la formazione rossonera al tiro libero. Mancano 6 punti, continuano a fare falli la formazione del Sarzana, falli a mio avviso inutili. A 2 secondi dalla fine il numero 77 Lavagetti viene allontanato dal signor Mele, che a mio avviso ha diretto una buona gara. E c'è il fischio finale degli arbitri. Il signor Mele va a fare 2 parole con il numero 77, dove si scaldano gli animi con il numero 13 Ungari, che ha qualcosa da ridire alla panchina del Prato. Si avvicina alla panchina del Prato il signor Mele, arbitro, che fino ad ora ha saputo tenere in mano il match, che ha visto la formazione bianco-azzurra vincere questo confronto per 7-5. In questo momento le squadre si schierano a metà campo per il saluto finale al pubblico e per la stretta di mano nei confronti della formazione. È un comportamento non molto corretto nei confronti della formazione laniera. Solo il capitano numero 46 Perroni e il numero 13 Ungari stringe la mano e saluta la formazione laniera, quando gli altri giocatori del Sarzana non salutano la squadra di casa e si avviano agli spogliatoi. La squadra di casa centra un'ottima vittoria e il nervosismo degli ultimi minuti ha un po' condizionato il match, ma ormai sul risultato acquisito di 7-5. Signore e signori, buonasera e grazie per l'ascolto, alla prossima.